Dalla spending review al patto di stabilità, dall'IMU ai trasferimenti dello Stato, i comuni veneti calcolatrici alla mano cercano di salvare il salvabile per non sparire. I continui tagli del governo, le imposte si abbattono come una scure sui piccoli e grandi comuni del Veneto, sia la razionalizzazione ma non partendo sempre solo dai comuni magari virtuosi. Che una revisione della spesa vada fatta non c'è dubbio, la vogliamo fare in modo serio, in modo da non tagliare la polpa ma in modo tale da tagliare invece le parti che non servono. La preoccupazione comunque è abbastanza forte, noi comunque diciamo fra le cose che chiediamo stamattina, a parte appunto l'IMU ai comuni, il patto di stabilità che possa avere almeno una golden rule per le opere, per gli investimenti, quindi che sia ridotto, che non sia tenuto conto del patto di stabilità per gli investimenti. Approvare ad esempio lo spending review per quanto riguarda l'anno 2012 a bilanci già approvati, insomma oggettivamente è difficile garantire i servizi. Un'assemblea alla presenza del presidente nazionale dell'ANCI Del Rio per lanciare un appello al governo Monti su patto di stabilità e IMU. Ridurre il patto di stabilità che sta bloccando tutti gli investimenti, sta costringendo i comuni a tenere i soldi fermi anche quei pochi che ci sono e non sta facendo lavorare le imprese, aumentando la disoccupazione. Seconda cosa, ci lasciano l'IMU e si tengono tutti i soldi che ci arrivano da Roma. Tagli noi li stiamo già facendo da qualche anno e che ci sentiamo quasi degli orefici, abbiamo un bilancino minuto e che non possiamo più tagliare perché siamo i primi a diretto contatto con il territorio. I tagli vanno fatti, ma dove sono gli sprechi? Gli sprechi non sono senz'altro nelle parti nostre, sono molto pochi, sono in altre realtà, tutti conoscono dove sono e tutti devono avere la voglia e la volontà di farli fino in fondo.